In Commissione Politiche Sociali e Diritti di Cittadinanza, la Giunta Comunale ha stabilito di mettere a gara la gestione del Palasport Carnera, scelta che apre lo scenario alla questione del naming rights. Con gestione privata, la più Udine, che sfrutta l'impianto in via principale, praticamente esclusiva, potrebbe anche brandizzare il palazzetto con il nome di uno sponsor per 2 anni in attesa della possibilità di edificazione del Carnera 4.0. Eventualità che ha destato preoccupazioni nella minoranza e mandato su tutte le furie il consigliere Salmè, unico a votare contro a fronte dell'astensione del centrodestra. Il centro-sinistra ha ovviamente sostenuto la proposta della Giunta e il centrodestra si è colpevolmente astenuto. Qui il problema è un fatto identitario e culturale rappresentato dal nome del nostro palazzetto, che è Pala Carnera. Primo Carnera per tutti gli sportivi friulani, riassume in sé una serie di significati culturali, simbolici e sportivi, vuol dire determinazione, tenacia, vuol dire anche un riscatto dell'intero Friuli e dell'Italia in quel periodo storico. Tutto questo verrà perso. L'assessora allo sport, Chiara Dazzan, ribadisce invece la lungimiranza della scelta fatta dall'amministrazione comunale. Che fino adesso è stato gestito internamente dal comune, ma le condizioni sono cambiate perché la Serie A1 di basket è massima serie professionistica e ha delle esigenze un po' differenti, nel senso che c'è bisogno di una elasticità di gestione differente, tale per la quale è il caso che la gestione sia esternalizzata. Una dei criteri che è stato messo sul tavolo è anche quello del naming. Non è, come si è sentito dire in particolare dal consigliere Salmè, ma anche da altri, una sorta di attacco alla nostra identità, un annullamento del nome che in questo caso Primo Carnera, che ci tengo veramente a dirlo, è imperituro, è il nome ufficiale di quel palazzetto, gli sponsor vanno e vengono, quello che resta è proprio quel nome. Al di là di tutto, la scelta sembra fatta e l'iter già in atto, ma la crociata di Salmè non si ferma qui, come anticipato ai nostri microfoni. Adesso l'anticipo, io farò la proposta che il nome Pala Carnera rimanga al di sopra del nome dello sponsor con le stesse dimensioni che assumerà il nome dello sponsor. In questo modo verrà valorizzata la nostra identità sportiva e verrà valorizzato anche il nome dello sponsor, perché sarà affiancato da un campione conosciuto in tutto il mondo, non solo in Italia, come Primo Carnera.